Rieccoci qui, con il nostro album e i suoi segreti. 1920. Questa fotografia riguarda il proibizionismo negli Stati Uniti, il divieto cioè di fabbricare e di bere alcolici, compresi il vino e la birra. Pensate che per avere un bicchierino di whisky o di cognac ci voleva la ricetta medica. Che severità, eh? Nel solito archivio di mio nonno ho ripescato un film che ci mostra agenti di polizia intenti a disperdere nelle fognature centinaia di litri di ottimo liquore. Risultato? Tutti astemi? Ma che? Tutti fabbricanti clandestini di alcol. E che alcol? Distillato in famiglia, nella vasca da bagno, con severo pregiudizio dell'igiene familiare. Per fortuna Roosevelt mise fine al regime secco nel 1933. Allora tutti i fabbricanti clandestini chiusero bottega e riaprirono finalmente al loro uso le vasche da bagno. Ho parlato del 1920. Un anno dopo, l'America e il mondo intero si commuovevano per la morte di un celebre cantante che aveva eletto proprio gli Stati Uniti a sua seconda patria, Enrico Caruso. Caruso si spense nella sua Napoli a 48 anni, al culmine della sua favolosa carriera. Che cosa ci rimane di lui? Molte fotografie, qualche disco, qualche immagine in movimento. Ed eccovi Caruso nella realtà, un uomo comune, no? Elegante e borghese. Sul palcoscenico si trasformava in un interprete lirico, possente, meraviglioso. Questa è la sua voce. Ascoltatelo. Vi do appuntamento qui la prossima volta e cedo la parola a Barilla. Barilla offre alle mamme la nuova pastina agglutinata integrata con germi di grano. L'alimento sicuro per tutti i bambini e per tutte le età della vita. Siamo bimbi sani, sapete perché la mamma si è trovata dalla nuova pasta Barilla che è pastina agglutinata. Una scatola di 200 grammi, 140 lire. questa è la pastina agglutinata per tutti.